Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi in nostra compagnia dei nostri ospiti, ve li presento subito. Ben ritrovato Luca Trivellato, Presidente della CIA di Padova, agricoltori, grazie di essere qui con noi Presidente. Grazie a voi. Ben arrivata anche la Presidente di Turismo Verde CIA Padova, Francesca De Poli, grazie. Buongiorno. Anche a lei, ben arrivata. Grazie. Allora, parliamo di agricoltura naturalmente, ma questa volta la decliniamo in modo verde, ovvero come turismo praticabile nell'ambito agricolo. Una scelta di campo, ne parlavamo prima fuori onda anche con i nostri ospiti, che tante persone fanno, perché stare in mezzo alla natura, far scoprire anche ai bambini più piccoli, quindi adatto anche alle famiglie, com'è la vita nelle campagne anziché nelle città. Quali sono gli animali che popolano queste zone? C'è effettivamente a volte poca conoscenza da parte di questo, soprattutto di chi vive in certe aree, e soprattutto vivere in un ambiente sereno, con ritmi diversi, fare esperienze e quindi riempirsi costantemente ogni attimo della propria permanenza di qualcosa di diverso. Cosa c'è che bolle in pentola, perché ci sono sempre tante novità? Com'è cambiato il modo di fare turismo in termini verdi, ovvero negli agriturismo? Lo scopriamo insieme. E allora, innanzitutto, i presupposti. Proprio perché non tutti hanno idea che cos'è un agriturismo, cioè dicono vado a mangiare in agriturismo o faccio un weekend in agriturismo, ed è un'azienda che agricola che si apre al turismo. Non pensano che dietro cosa ci possa essere, se fanno o non fanno coltivazioni eccetera, perché la conoscenza della normativa diciamo che è qualcosa un po' di nicchia, Presidente. E allora spieghiamo proprio l'ABC: chi è che può fare l'agriturismo dove si mangia oppure dove si pernotta, o entrambe le cose, quindi spieghiamo anche la distinzione. Beh, allora innanzitutto partiamo da un presupposto di chiarezza. Un agriturismo è un'attività connessa. Di attività connesse nelle aziende agricole ce ne sono diverse. Una di queste appunto è l'agriturismo, che si divide in ristorazione o pernottamento, pur rimanendo all'interno della stessa norma, però sostanzialmente si basa sul fatto che ci sia un'azienda agricola funzionante, per cui un'azienda produttrice di materie prime, coltivazioni o allevamento, e a questa si affianca un'attività connessa, ce ne sono di diversi tipi, in questo caso un'attività di ristorazione e di pernottamento, per cui si parte dal presupposto che l'attività connessa è un'attività appunto connessa a quella dell'azienda agricola. Che è il presupposto, ci deve essere. È il presupposto per aprire un agriturismo, è il fatto che ci sia un'azienda agricola. Cioè prima c'è l'azienda agricola e poi c'è un'attività che si affianca, che appunto può essere di ristorazione o di pernottamento. La norma sull'agriturismo infatti prevede che la maggior parte dei prodotti che vengono utilizzati nell'ambito ristorativo, per cui per dare da mangiare, in poche parole, provengano dall'azienda agricola stessa. Nel caso del pernottamento, che la struttura sia una struttura che era dell'azienda agricola, che però non viene più utilizzata per finalità agricole e quindi può essere riconvertita per accogliere ospiti. Certo, ma i prodotti che vengono serviti nell'agriturismo, che diventa ricettività, facciamo per la colazione, anziché può esserci il pranzo e la cena, devono essere prodotti frutto dell'attività agricola di quell'azienda o anche di aziende limitrofe? Come funziona? Perché tanti hanno detto ma vado nell'agriturismo per notte e poi mi trovo la mattina le merendine confezionate, perché il titolare ha detto sono obbligato a fare così per la KCCP. È vero questo o no? Allora, entriamo in tutta la parte burocratica più che di desiderio, nel senso che va sottolineato come le attività connesse all'interno delle aziende agricole sono all'interno della normativa che riguarda praticamente tutti gli ambiti ristorativi, per cui siamo soggetti a diversi controlli, a diversi organi di controllo. Controlli, quindi ci sono i controlli? Assolutamente sì, e sono tra l'altro di diverso tipo, dai NAS allo SPISAL, alla parte del lavoro subordinato, per cui c'è da parte della direzione provinciale del lavoro, insomma tutti i controlli che ci sono normalmente in attività dove si manipola il cibo o si accolgono persone. Questo elemento burocratico estremamente pesante è ulteriormente appesantito dal fatto che noi dobbiamo dimostrare che quello che diamo da mangiare ai nostri ospiti, rimanendo nell'ambito ristorativo, provenga dalla nostra azienda agricola in una percentuale del 65% in caso della pianura. Dopodiché c'è una parte che può essere acquistata da aziende agricole del territorio,
DOP, DOCG o IGP all'interno del territorio, e dopo c'è una parte, la minimissima, che può essere acquistata attraverso i canali di distribuzione ordinaria, insomma. Ovviamente questo viene garantito attraverso la autofatture, cioè l'azienda agricola fattura all'agriturismo il prodotto che vende all'agriturismo per la manipolazione, e dopodiché con il resto di fatture si vedono appunto queste percentuali e siamo soggetti a controlli, ulteriori controlli rispetto a tutti gli altri che non hanno questo elemento, diciamo, di qualificazione rispetto ai prodotti che usano, e quindi abbiamo questa ulteriore verifica. Sottolineo un'altra cosa, però questa è la normativa regionale della Regione del Veneto. Ecco, bravo, infatti volevo arrivare anche a questo. Perché stiamo dopo parlando ogni di regione, normative regionali. Assolutamente. Perché ogni se andiamo in regione Toscana sappiamo che c'è norma in maniera completamente diversa quello che è sia la quantità di prodotto dell'azienda agricola che può essere utilizzata nell'agriturismo per essere classificato come agriturismo e quindi attività connessa, sia voglio dire, la possibilità dell'utilizzo di manodopera esterna, di tutta una serie di altri elementi, voglio dire, che vanno a comporre quello che è dopo l'offerta che si dà al nostro ospite, no? Certo. La norma regionale della Regione del Veneto è una di quelle più stringenti che ci sono a livello italiano rispetto agli agriturismi. Per cui quello che il nostro telespettatore trova in Sicilia, anziché facevo l'esempio della Toscana, o in una masseria in Puglia, non lo trova o viceversa in Veneto. Sì, parliamo sempre di prodotti territoriali. Per esempio in Toscana la norma prevede che tutti i prodotti devono provenire dalla Toscana. Sì, infatti. Nel Veneto noi abbiamo, come dicevo prima, diverse percentuali rispetto a prodotti della propria azienda agricola, a prodotti di azienda agricola del territorio o alla grande distribuzione, per cui sono normative completamente diverse. Certo. E questo ovviamente provocano delle conseguenze poi sulla capacità, possibilità, prospettiva di quello che è anche la creazione di nuovi agriturismi e del fare agriturismo, tant'è che noi qui abbiamo relativamente pochi agriturismi rispetto a altre regioni. Sono 179 se non sbaglio in provincia di Padova, giusto? Più o meno, insomma, le attività. Però, esatto, dopo andiamo nel merito, l'attività è cresciuta, si è ripresa ai livelli del 2019, giusto? C'è stata una ripresa importante? Assolutamente dopo una debacle. Assolutamente sì, la gente, voglio dire, come era naturale dopo quello che è stato il periodo del Covid, ma anche per la voglia anche di un contatto con la natura ritrovato, la ricerca insomma di riscoprire anche le proprie tradizioni, perché c'è anche un importante elemento culturale nell'agriturismo, nel senso che nell'agriturismo si parla di territorio attraverso sia l'offerta di laboratori, di visite e quant'altro, ma anche sotto l'offerta del cibo, cioè tutto quello che viene presentato nell'agriturismo è comunque ha una base che riguarda la nostra storia, i nostri prodotti, il nostro territorio, poi più o meno rielaborato, più o meno riaggiornato, però parliamo del nostro, di quello che siamo, proprio perché è fatto anche all'interno di un'azienda agricola. Mi permetta una cosa di sottolineare, tra l'altro, giusto per fare un ragionamento più generale rispetto a quello che è l'agricoltura. Noi siamo in una situazione, l'abbiamo ripetuta più volte durante le vostre trasmissioni, nei quali l'agricoltura sta soffrendo pesantemente quello che è la congiuntura economica e anche, diciamo, internazionale. L'abbiamo detto più volte, abbiamo continua diminuzione del valore aggiunto che rimane in agricoltura, una difficoltà rispetto alla parte economica della filiera, una difficoltà in generale della sostenibilità economica delle nostre aziende agricole. Allora, quello che ci dobbiamo porre come sistema, lei sa che io faccio sempre degli appelli a un ragionamento sempre di sistema rispetto a queste cose, è se è vero come è vero che l'azienda agricola è importante che rimanga sul territorio, è importante fare un ragionamento sulle opportunità che noi diamo alle aziende agricole, alle nostre aziende agricole, che sono aziende agricole di piccole dimensioni e che hanno necessità di riuscire a sopravvivere. Se siamo d'accordo su questo, cioè sull'importanza dell'azienda agricola del proprio territorio, allora è necessario che noi cerchiamo di sprigionare tutte le opportunità che queste aziende agricole possono cogliere. Tra queste, dal nostro punto di vista, la parte dell'agriturismo è una degli elementi di supporto, che potrebbe aiutare a dare quella sostenibilità economica che continuiamo a ricercare per le nostre aziende agricole, per fare in modo che le aziende agricole continuino quel lavoro di presidio del territorio, di gestione idrogeologica e di difesa della biodiversità.
È per questo che anche come organizzazione abbiamo strutturato al nostro interno Turismo Verde come associazione che racchiude gli agriturismi della CIA Agricoltori Italiani. E tac, passiamo la parola, avevo fatto l'assist a lei, Presidente. Turismo Verde, un'associazione all'interno della CIA, quindi. Certamente. Vediamo appunto dopo, abbiamo anche delle belle immagini di alcuni scorci di un agriturismo, immagino, sì, della allora, territoria. certamente l'associazione è sostenuta insomma, all'interno della CIA, siamo diverse aziende. Ecco, a me piace dire subito una cosa: un agriturismo è un'azienda agricola che apre le porte di casa. Quindi ecco, quando arriva l'ospite, quando arriva per noi è aprire le nostre porte di casa, perché così funziona, così deve essere, così è. Quindi si è accolti dai padroni di casa, dai figli, dai ragazzi, ed è ecco proprio offrire quello che è la nostra vita di tutti i giorni, offrire quello che generalmente abbiamo sui nostri piatti, quindi quello che è nostro condividiamo anche con le persone, ed è offrire il nostro lavoro. Ecco, cosa cerca e cosa trova chi viene in un agriturismo? Perché io metto sempre la premessa, è proprio una scelta, non è concorrono guerra tra Tizio, Caio e Sempronio che mi offre ricettività, ma scelgo di fare questa esperienza in una struttura collocata in un contesto, e qua vediamo le immagini di un certo tipo, certo. Che ha i suoi pro. Poi se uno vuole avere il monumento sotto casa può essere valutato come un contro, però ti può dare grande relax, grande immersione nella natura per chi non la vive mai. Cosa cercano però i turisti che vengono da voi? Allora, sicuramente noi possiamo offrire tranquillità, possiamo offrire il tempo che scorre lentamente, perché noi siamo abituati a piantare, innaffiare, far crescere, oppure siamo abituati a far nascere i piccoli e quindi ad aspettare che crescano, ok? Per poi davvero poter offrire tutto quello che abbiamo, e quindi c'è bisogno di tempo, di pazienza in azienda, in agricoltura, e questo è quello che chiediamo sicuramente al nostro ospite. E viene compreso allora, questo c'è bisogno, questa era proprio anche, io dico sempre, la legge ai primordi quando è nata la legge, no? Era proprio questo, no? Magari un po' si è persa, però è quello che noi vogliamo educare il nostro ospite, vogliamo educarlo proprio a questo, perché quando arriva in azienda trova sicuramente questo, trova sicuramente degli animali, trova sicuramente delle piante che sono abituati ad essere rispettati, che sono abituati ad essere visti, per carità, poter fare esperienza sia con le piante che con gli animali, però c'è bisogno di tanto rispetto, a volte manca, dobbiamo essere sinceri, però stiamo cercando, è proprio il nostro desiderio, quello di educare, ecco, l'ospite, educare il turista a questo, che è molto importante. Sono più gli italiani o gli stranieri? Allora, per quanto riguarda la ristorazione forse sono più gli italiani, però sì, forse più gli italiani, devo dire purtroppo, che non sono abituati al rispetto. Che non sono abituati. Che non sono abituati al rispetto. Abbiamo la necessità di educare forse più la nostra gente. E quindi è un fattore culturale. Sì, ed entriamo a contatto sì. con una cultura, la conoscenza è fondamentale, capire realtà diverse. Ne parliamo insieme, come sempre se volete anche intervenire, tra pochi secondi.